È lecito abbandonare il centro storico di una delle più belle e fragili città del mondo a migliaia di fan, senza neanche assicurare loro servizi adeguati e in particolare un servizio d'ordine capillare? Le polemiche continuano. Un attimo di pazienza. Eccoli i Pink Floyd in Mondovisione da Venezia. Il loro concerto è stato seguito da 100 milioni di persone. Vorremmo farvi vedere però anche le immagini che non si sono viste in Mondovisione. Questo immondezzaio, incredibilmente semideserto, è Piazza San Marco durante il concerto dei Pink Floyd. Perché la piazza è quasi vuota? Alle 21, 45 minuti prima che risuonasse la prima nota di Shine on You Crazy Diamond, la folla ha sfondato le transenne che delimitavano il passaggio di sicurezza per il pronto soccorso. La polizia ha respinto la pressione, ha caricato. Nel panico i ragazzi sono fuggiti per non tornare. Allora, di là hanno sfondato. Ha caricato prima la via, e poi dai. Dai. È successo per 3 volte. Ci sono qua 300.000 persone, carichiamo. E chi le ferma più quando si mettono a correre? Dai, rendiamoci conto. Ci sono stati dei feriti. Era un'ondata, madonna, era un'ondata, il genere veniva. C'erano qua almeno... Ci sono stati dunque dei feriti, fortunatamente non gravi. Una ottantina i ricoveri complessivi in ospedale stanotte, nessuno drammatico. Centinaia le medicazioni. Con 200.000 persone in città, dal punto di vista sanitario, ma solo da quello, poteva andar peggio. E così si presentava Venezia stamane all'alba. Un immenso dormitorio fatto di immondizie, di pipì, di volti assonnati, di giovani come questo, irriverenti di 10 secoli di storia della Basilica Marciana. Se i veneziani ieri hanno avuto paura, stamane si sono svegliati con la rabbia addosso. Mai più una cosa del genere a Venezia. Lampioni rotti, vetrine infrante, negozi devastati, plastica a profanare la restaurata loggia del Sansovino. Finito lo shock da alta marea umana, ora la città si interroga su queste scelte, la grande musica per una sempre più povera Venezia. Questo dunque lo spettacolo, i rifiuti come arredo urbano, un'alluvione per la prima volta giunta dalla terraferma e non dal mare, una marea di spazzatura che farà vacillare la giunta veneziana, già spaccata su questa kermesse dei Pink Floyd. Il più grande spettacolo rock mai organizzato in Italia, una pagina da cancellare nella storia della Serenissima.